Un po' questo percorso e facciamo le deviazioni a vedere via via le cose, sia di ripristini con un senso, cercando di capire cosa è successo tra il primo scavo e quello che c'è adesso, e vedendo un po' delle specie più significative che ci dicono qualcosa, e dopo facciamo un giro. Quindi andrei un po' avanti. Dico solo sui ripristini, in generale, poi magari quando sì. vediamo le singole aree si qualche cosa, ma su come nasceva l'idea, no? Quando abbiamo appunto iniziato a gestire come ufficio regionale queste proprietà, queste vecchie proprietà acquisite alla fine degli anni 70 appunto, ma mai gestite dalla regione, no? Concesse appunto, ripeto, quelle agricole in gestione da contadini che hanno continuato a metterci il mais fino appunto al 98, quando noi ne siamo entrati in possesso, e le altre erano rimaste assolutamente ingestite, per cui anche se c'erano alcuni proprio dei pezzi, diciamo, del locus classicus della torbiera alcalina, no? Locus classicus dell'Armerie Lodes, qua al di là della Roggia, ci arriveremo subito, erano state mai gestite, per cui dagli anni 70, ed erano tutte assolutamente infeltrite, incespugliate, moltissime specie che erano segnalate lì, ma fatto dai rilievi floristici di professor Pollini, dell'individuazione della torbiera o dell'Erucastrum, nel lavoro sull'Erucastrum o nel lavoro sull'Armerie Lodes, insomma, quasi tutto era sparito, singoli sporadici individui, molte specie non c'erano più, Spirantes estivalis, Anagalis tenella, avevo l'elenco, no? Avevo avuto in ufficio per un periodo missing, no? 2 punti, e c'erano una decina di specie, delle quali 9, se non con la Liparis, diciamo, 9 sono state ritrovate in 10 anni di attività, non ritrovate, sono tornate perché non c'erano proprio. Comunque sia, diciamo, quello che avevamo notato era che appunto popolazioni notevoli erano state ridimensionate al punto addirittura di avere estinzioni locali. Quindi avevamo iniziato soprattutto a lavorare sull'esistente, su questo habitat di grande interesse, che era appunto in particolare la torbiera alcalina, che poi sfuma da una parte verso il Molinieto, dall'altra verso il Cladietto, dall'altra verso, diciamo così, l'Olla, l'acqua libera, insomma. Però con scarsi risultati immediati, cioè primi grandi interventi, decespugliamenti, sfalci, grandi costi. Grandi, sì. Prego. Prego. Se può aggregarsi a sentire. Figurati. No? Dicevo, grandi costi per fare queste operazioni che non venivano fatte da 30 anni, perché una cosa è sfalciare un prato con il trattore, la barra falciante, senza il pulsante del trattore, una cosa è entrare nell'acqua fino alle ginocchia utilizzando dei cespugliatori o addirittura i vecchi strumenti di una volta, rastrelli e forche per portare via perché non c'è altro. Allora, quindi molti costi, si va avanti molto piano, e poi in realtà abbiamo fatto questi primi anni di intervento senza vedere molto in realtà. Cioè, ci sono voluti anni prima che alcune popolazioni delle specie che ho già citato ritornassero in loco, oppure come dire, aumentassero le popolazioni esistenti, per cui eravamo un po' pessimisti all'inizio. Abbiamo detto qua, anche perché avevamo verificato, dimenticavo la cosa più ovvia, che in questi 20 anni in particolare c'era stato il notevole abbassamento della falda freatica, cioè quelle località che una volta erano note come torbiere in realtà stavano avendo in questo momento caratteristiche quanto riguarda il clima, la pedologia di prato, dopodiché le specie un po' si mantengono un po' più a lungo, però le olle erano sparite, in particolare nella torbiera selvota, in cui ancora negli anni 90 c'erano delle vaste olle con la baldellia, le ninfee, eccetera, non c'è più nulla, completamente riempite, e abbiamo detto queste stazioni rischiano di non riuscire a recuperare, cioè stanno andando un po' dappertutto, la torbiera calina stava andando naturalmente verso il Molinieto, cioè verso il cosiddetto prato umido, no? Cioè con un habitat sia pure interessantissimo, soprattutto in questa regione, in pianura, ma con caratteristiche di igrofilia diverse ovviamente, no? È pur sempre igrofilo, ma anche in condizioni diverse, tale da non permettere in genere la vita delle piante endemiche, che erano quelle a cui tenevamo di più. Per cui è stata l'idea di provare, no? Acquisendo habitat, acquisendo terreni agricoli adiacenti e soprattutto alle aree di maggior pregio, a fare qualche intervento. L'idea era quella di ringiovanire l'habitat, quindi non c'erano grandi speranze, nessuno di noi ha mai pensato neanche per un momento di fare dei buchi qua, raggiungere la falda freatica e immaginare che tutte le torbiere, che tutte
armerie, tutti gli Erucastrum, le orchidacee, le Eufrasia camminino di corsa e si tuffino lì dentro, lungi da noi, anche perché si sa che un habitat come la torbiera alcalina sicuramente ci mette, se non delle migliaia di anni a crearsi, sicuramente centinaia, forse anche decine, beh, insomma abbiamo l'esempio di Virgo in cui si nota che in realtà si comincia meglio del previsto. Si comincia ecco, in pochi anni già a formare un terreno di torba. Comunque insomma certe condizioni servono sicuramente decine e decine di anni. Quindi diciamo, abbiamo detto, creiamo delle condizioni stazionali che ci riportino un po' all'indietro, ringiovaniamo l'habitat fisico, ecco questa era fondamentalmente l'idea dei primi ripristini, ovvero andiamo a ricreare anche quegli ambienti con l'acqua fiorante che praticamente in zona Virco e Talmassoro sono completamente spariti. No, l'acqua fiorante qua non c'era, qualche microolla proprio nell'area classica. Una torbiera di Virco, nella classica, sì, due olle classiche fotografate da tutte le parti da tutti perché erano le due piccole olle rimaste. Allora si è detto facciamo questi scavi per riportare fondamentalmente anche alla luce un po' l'acqua per creare anche un po' l'habitat dell'acqua libera e poi per avviare una ricolonizzazione senza avere sinceramente ben chiari i tempi, anche se era ben chiaro che, voglio dire, per alcune specie o alcuni tipi di habitat come il Cladium mariscus, il clavieto, poteva immaginare una ricolonizzazione piuttosto rapida ed altre, in particolare le torbiere, come si diceva, per le quali immaginiamo servono decine e decine di anni in ogni caso, ecco, intanto si avvia il lavoro. Dopodiché, insomma, adesso poi i risultati li vedremo man mano. No.